È vero che molti giovani laureati si trasferiscono a lavorare all'estero, ma a livello nazionale la loro partenza viene abbondantemente sostituita dai loro coetanei stranieri che si trasferiscono in Italia. Un fenomeno che però non si ripete del tutto in Veneto, dove nell'ultimo quinquennio il saldo è negativo di quasi 700 unità. Non un numero enorme, ma abbastanza da rendere il Veneto l'unico in passivo tra le più grandi regioni del nord Italia. Dati negativi si registrano peraltro anche in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Anche se il fenomeno ha dimensioni contenutissime, il Veneto perde la sfida dei laureati. Rispetto a Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, la nostra regione sconta un problema strutturale. Poche grandi imprese, ancora meno multinazionali, sono realtà che altrove assorbono i giovani con titolo di studio universitario. Secondo lo studio della CGIA di Mestre, tra il 2019 e il 2024 si sono trasferiti all'estero 11.316 giovani veneti, ne sono rientrati 3.288 e ne sono arrivati dall'estero altri 7.357 con almeno una laurea triennale. Il saldo è negativo di 671 unità, non una cifra enorme ma comunque un dato negativo. A pesare anche il declino di un sistema bancario e assicurativo che un tempo garantiva lavoro qualificato, ora non più. Resta un tessuto fatto di micro e piccole imprese, competitive nel mondo ma troppo piccole per far spazio a tutti. In ognuno dei 5 anni monitorati dalla CGIA di Mestre sono emigrati all'estero una media di circa 2.300 laureati veneti tra i 25 e i 34 anni, al netto dei veneti rientrati. Il dato è significativo, anche se poi, rapportato alla popolazione universitaria, si riduce all'1,4%. Ciò non toglie però che il problema esiste. In una regione che vuole crescere economicamente, il saldo dovrebbe almeno essere positivo. Conosce gente che per caso dei giovani che si sono dovuti trasferire? Beh, conosco persone sì che vivono, che si sono trasferite all'estero, sì. Cosa le hanno detto, che ci si sta meglio? Un po' meglio, sì. Bengodi non c'è da nessuna parte, però un po' meglio, sì. Quando i ragazzi fanno anche gli Erasmus che vanno all'estero si rendono conto che lì hanno più opportunità e più possibilità, quindi dopo di conseguenza quando ritornano ci pensano un po' se rimanere in Italia oppure andare all'estero dove avevano magari avuto delle opportunità maggiori. Non lo sapevo sinceramente. Sembra che Comunque gli ingegneri rimangono, mi pare, noi abbiamo parecchie, io lavoro nel campo dell'automazione, mi pare che ingegneri rimangano, qui abbiamo molte aziende nel campo dell'automazione. Dicono che generalmente andando all'estero o in altre regioni, diciamo, vi viene più riconosciuta la carriera, le competenze Forse nella seconda diciamo, assunzione, ecco, però in prima assunzione credo che rimangano abbastanza. Almeno questa è la mia sensazione. Lei Poi che ramo lavora? automazione industriale.